Alberto di Sant'Antonio, vicino ai pini, città giardino, cielo lidense, mare tranquillo, de darte una mano se tira ma in brio. Studia la storia, capisce a fondo le miserie che affliggono il mondo, impara un modo per fare del bene, cambia la melma in acqua da bere. Il suo lavoro lo porta lontano, dove chi soffre lo dice piano, trova rimedi per chi ha poco o niente, siano disabili o povera gente. Giunto a Caracas, nel Venezuela, con volontari di ogni bandiera, senza parole o motivo apparente, viene arrestato come un delinquente. Nessun processo né imputazione, messo a marcire dentro una prigione, un'orrenda prigione. 423 giorni, assurdo destino di un animo nobile spedito al confino. E anche adesso che Alberto è tornato, l'incubo forse non l'ha abbandonato. Si guarda i segni delle catene, perché chi è peggiore decide le pene. Solito gioco di nuovo svelato, fatto di trame, di affari di stato. La vita che ha scelto di nuovo lo chiama, non si può scordare ciò che si ama. Nessun processo né imputazione è messo a marcire dentro una prigione, un'orrenda prigione. 423 giorni, l'assurdo destino di un animo nobile spedito al confino. Una giustizia autoritaria cerca un vantaggio, concede in cambio un'ora d'aria, ma gli uomini bravi hanno altri destini ed hanno un coraggio. Può avere limiti, non conosce confini. Vicino ai pini, città giardino, cielo lidense, mare tranquillo, de darte una mano se tira ma in drio.